Allora, Guido Bissanti è presidente del coordinamento Agroecologia Sicilia, che è uno dei tre organizzazioni che hanno lavorato per questo primo congresso di agroecologia del Mediterraneo, che si tiene qui ad Agrigento dal 9 al 12 giugno. È un evento che tenta di riscrivere le politiche agricole, le politiche sociali, le politiche economiche, quindi un grande impegno dove ci saranno quasi 500 ricercatori. Come si svolgerà altri giorni nel dettaglio? Allora, il 9 e il 10 giugno saremo qui al Palacongressi in vari lavori, in varie sessioni parallele, in varie aule, ricercatori provenienti da quasi 30 paesi di tutto il mondo, soprattutto al Mediterraneo, dove ci si confronterà sulle nuove ricerche scientifiche, l'innovazione e tutta quella che è la politica del cibo e delle connessioni. Poi l'11 giugno saremo la mattina in 5 aziende pilota del territorio agrigentino a vedere in pratica cosa si sta facendo, e il pomeriggio ci sarà un momento più rilassante, culturale e artistico al Teatro Pirandello dalle 5 alle 20:30, quindi dalle 17 alle 20:30. Giorno 12 ci sarà la mattinata fino alle 2 alle 3, la sessione conclusiva, dove verranno emessi dei documenti che andranno poi a Bruxelles, ai vari capi di Stato, a Roma, a Palermo. C'è un interscambio quindi anche con altre nazioni? Assolutamente sì, addirittura stiamo entrando nella valutazione di quello che c'è a livello di politiche, a livello mediterraneo. Perché? Perché la Sicilia è la prima regione in Europa e nel Mediterraneo ad aver redatto una legge sull'agroecologia, la legge 21 del 2021. Quindi siamo diventati regione guida in Europa, e questo è un fatto molto importante. Da cosa nasce l'idea, dottore Bissanti, di organizzare questo evento in occasione anche di Capitale della Cultura dedicato a questo settore dell'agroalimentare? Ma nasce dal fatto, intanto siamo nel 2025, quindi Agrigento come capitale della cultura, ma Agrigento come centro di un Mediterraneo che, per le note vicende purtroppo tristi politiche, deve rappresentare un faro guida, con tutte le sue difficoltà, di città con le sue difficoltà, ma c'è una gran bella presenza soprattutto di giovani, e questi sono la nostra speranza. Quindi è un futuro per la nostra agricoltura, non solo siciliana ma anche, diciamo, quella di nicchia, no? Un'agricoltura che potrà dare anche delle risposte con gli aggiornamenti moderni. Sì, ma è un futuro proprio per tutte le politiche del cibo, nel senso della giustizia sociale, nel senso della giustizia ecologica, nel senso dei rapporti tra uomo e ambiente. Cioè vogliamo iniziare, quel cammino già iniziato, non l'abbiamo fatto noi, che però ci dà una strada chiara su come muoverci, e lo facciamo da Agrigento. Ci sarà un interscambio con altre nazioni, in Svezia mi pare di aver capito. Sì, poi finito questo congresso, i risultati di questo congresso andranno dal 2 al 4 ottobre a Malmö in Svezia, e quindi lì porteremo tutti questi risultati, ci confronteremo e faremo 1 a 3 giorni anche lì di approfondimento. Perfetto, oggi ad Agrigento qui al Palacongressi oltre 300 persone discuteranno per 6 giorni sul futuro dell'agroalimentare nel senso biologico, quindi un evento sicuramente di altissimo livello. Di altissimo livello, soprattutto molto attuale, perché è da tanto che si parla di sostenibilità, si parla di tutela dell'ambiente, quindi questo è un momento di confronto con convegnisti che vengono anche da altri paesi, e proprio per questo motivo lo ritengo oltremodo fondamentale proprio lo scambio di culture. Agrigento è un territorio che ovviamente è rurale, un territorio dove l'agricoltura, diciamo, è il motivo trainante, diciamo, dell'economia locale. Quindi è un laboratorio sicuramente utile ed interessante per approfondire anche da parte di soggetti provenienti da altre realtà, approfondire proprio la diversità di questo territorio. Quindi ritengo oltremodo importantissimo questo momento che è stato creato ad Agrigento, dove ovviamente il confronto ci porta sicuramente ad approfondire delle soluzioni che possano anche divenire utili nel proseguo delle attività delle nostre aziende locali.
Questi 3 giorni vedrà anche i delegati convegnisti anche visitare 3 aziende della provincia che costituiscono per loro sicuramente un'eccellenza e per noi ecco un vanto proprio perché portano avanti quei principi, come ho detto, di tutela dell'ambiente, di sostenibilità dei prodotti e soprattutto della qualità dei nostri prodotti. Sono Paolo Barberi, sono professore di agronomia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e mi occupo da tempo di agroecologia. Sono membro del comitato scientifico di questo convegno, che è un'occasione importante per fare rete a livello mediterraneo su una tematica molto importante per lo sviluppo di sistemi agroalimentari sostenibili. Ci aspettiamo che il numero enorme di partecipanti che ha deciso di venire ad Agrigento rappresenti un punto di lancio per un qualcosa di ancora più grande che andremo a sviluppare nei prossimi anni e che speriamo coinvolgerà non soltanto gli agricoltori ma anche tutta la cittadinanza, i decisori politici per un futuro sempre più roseo in direzione della sostenibilità. Allora, Marilyn Darmaon e lavoro come ricercatrice al CIFOR ICRAF, che è un istituto internazionale di ricerca che lavora sull'agroecologia e l'agroforesteria in generale. Come mai sei questa iniziativa oggi qua ad Agrigento? Allora, presento una parte del mio lavoro di ricerca, ho fatto un dottorato sulla valutazione dell'agroecologia e ora lavoro con CIFOR ICRAF sulla stessa tematica e quindi presenterò alcuni risultati domattina, se volete venire alle 9. È una bella iniziativa secondo te? Ah certo, e poi la prima nel Mediterraneo, quindi complimenti per La l'organizzazione. tua collega? Ah, molto da dire. Stéphane Bellon, un famoso ricercatore nell'ambito anche. Come mai ad Agrigento? Buongiorno, buongiorno. Parliamo di questa sua presenza? Sì, sì. Je suis l'interprète. Bonjour, donc je suis chercheur à l'INRAE, qui est un institut de recherche français. Ricercatore all'INRAE, che è un istituto di ricerca in Francia molto famoso, pubblico, un po' come CREA forse. Et je suis aussi dans l'association Agroécologie Europe, qui participe à ce congrès. È anche uno dei fondatori dell'associazione Agroecologia Europa, che ha organizzato in parte questo congresso. Et donc j'ai beaucoup d'activités qui portent sur l'agroécologie. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les mondes de l'agroécologie. Lavora molto nell'ambito dell'agroecologia e ha scritto pure un libro che si chiama I mondi dell'agroecologia. Et les mondes dans les deux sens, c'est-à-dire c'est d'une part le fait que l'agroécologie a une dimension mondiale, internationale, et deuxièmement que l'agroécologie correspond aussi à des mondes sociaux différents, qui sont ceux de la recherche, ceux des praticiens et ceux des mouvements sociaux et des politiques. Il titolo del suo libro è interessante perché i mondi al plurale, perché ci sono i mondi tra il livello locale e internazionale che lavora sull'agroecologia, ma anche i mondi dell'agroecologia che coinvolge diverse dimensioni sociale, ambientale e quindi quelli che fanno l'agroecologia e gli agricoltori. Et donc c'est un plaisir de venir ici, de rencontrer des collègues italiens. Certains d'entre eux étaient fondateurs de l'association Agroécologie Europe et on a beaucoup de contacts aussi avec les Italiens et je suis content de connaître la Sicile aussi, l'agroécologie en Sicile. Quindi è felicissima di partecipare per incontrare colleghi che lavorano nell'ambito e complimenti per l'organizzazione.